Bentornati, cambiamento di programma. Dove dovevamo andare? Dovevamo andare a Ghiacciaio dei Forni. Ma non ci vogliono. Praticamente non ci vogliono. Dovevamo informarci un po' meglio, forse. Perché la strada è a pagamento e vabbè, l'avremmo pagata, ma è vietata ai camper. Sì, sarà brutta. In più non è che si trova il parcheggio per il camper a Santa Caterina del Furbo facilmente, quindi non sappiamo dove stare. C'è un servizio di navetta che ti porta su con le jeep, ma ci dovevamo pensare il giorno prima. Esatto. Praticamente non ci hanno voluto. Ecco, No, detto non così. è vero. Non ci hanno voluto. Allora, Santa Caterina del Furbo è bellissimo. Ieri sera l'abbiamo girato, era tardi, non abbiamo fatto nemmeno video. Veramente molto bello. Sì, è più simile ai paesini del Trentino. Però non ci hanno voluto. Per cui, cambio di programma, dove andiamo? Noi saliamo lungo la strada del Passo dello Stelvio. Esatto, direzione Passo dello Stelvio, sperando di essere abbastanza presto e quindi di non trovare lassù già i pochi posti che ci sono tutti presi. Eccoci arrivati al Passo dello Stelvio, il nostro tuppettero è parcheggiato, abbiamo trovato il posto. Sì. E ora ci andiamo a fare intanto uno strudel, perché ci vuole lo strudel, Sì, siamo morti di fame. e poi qualche camminata facile, sperando che sia panoramica. Andiamo! Abbiamo per colazione. È una dura vita. Abbiamo colazione. Secondo. Abbiamo strudel e cappuccino. Strudel con la panna. Sembra freschissimo. Aspetta, vediamo. È buono. Buono? Mhm. A provare. Approve. Allora, lasciamo il bar-ristorante Cast-Off Tibet. Vi consigliamo di fare un salto per lo strudel e andiamo verso la funivia, perché proveremo a salire, però stavolta facciamo i turistoni. Proviamo a salire in funivia a quota 3.500 se gli famo. Bisogna vedere quanto costa, perché non abbiamo la più pallida idea. Speriamo sia economico il giusto. Va bene, a dopo. Tra l'altro, cosa che non molti sanno, ecco, lo Stelvio non è solo la cima coppi del Giro d'Italia, è anche la strada carrabile più alta in Italia, e soprattutto d'estate a quota sul ghiacciaio si scia. Io circa 20 anni fa, no di più di 20 anni fa, ho avuto la fortuna di sciare ed è veramente stranissimo sciare d'estate, veramente bello. Andiamo su? Yes!
eccoci a quota 3000 e qualcosa, non mi ricordo, ora ve lo scrivo, al Livrio, l'albergo più in alto qui sullo Stelvio. Io sono stato qui la bellezza di 25, Troppi anni fa. 26, 27 anni fa ed era tutto abbastanza diverso, l'albergo era praticamente nuovo, qua invece sembra che stia cadendo a pezzi, dall'esterno almeno, dentro non siamo stati. E soprattutto il ghiacciaio era molto più steso, ma molto più steso. Fa veramente tristezza vedere quanto si è ritirato il ghiacciaio. Io mi ricordo che qua era tutto ghiaccio, invece no, molta poca roba. Vabbè, stiamo qui in un altro posto, ho fatto 4 foto, le viste sono eccezionali, da Sì. qua si vede l'Austria, la Svizzera, e si vede tantissimo, molto bello. Peccato appunto la storia del ghiaccio che si contrae, ritrae. Tra l'altro non ho idea di quanto possa durare la stazione sciistica ancora, se il ritmo di ritirata è così, perché già adesso mi pare che facciano un po' i miracoli per far sciare. Peccato, peccato davvero. Lasciamo il Livrio e riscendiamo giù a valle. Ci vediamo a valle, al passo, al passo dello Stelvio. Ci vediamo dopo. E adesso a pranzo Panino con salsiccia di cervo e crauti e pane tradizionale di Segale. di segale. Allo Stelvio è un must. Lasciamo lo Stelvio che è sempre un posto affollatissimo, però è bello, cioè per l'affollato di bello, gente in bici, moto, macchine, camper, c'è di tutto. Bello, bello, ci torniamo con piacere. E niente, andiamo a Bormio, andiamo a fare un poco di shopping, ci tocca anche lo shopping, vero? Sì. E quindi niente, va bene, è stato bello così, oggi giornata proprio super relax. Ci sta, ultima giornata qui sulle Alpi, dopodiché si fa strada, si ritorna verso casa. Ed eccoci tornati in van dopo 2 ore e mezza di shopping folle a Bormio. Bormio tra l'altro è bellissimo, andate perché è veramente veramente bella. Entrati dentro una chiesetta meravigliosa. E poi vi consigliamo di entrare nel negozio del Braulio, perché la persona che era lì in quel momento era stata gentilissima, ci ha spiegato vini, liquori, ci ha spiegato un po' di tutto e ci ha trattato veramente bene, siamo molto contenti, ma in generale siamo trovati benissimo in tutti i posti in cui siamo andati a Bormio. Si sono messi tutti a chiacchiera, ci ha fatto piacere, abbiamo scambiato qualche parola con tutti. Assolutamente sì, assolutamente vero. Va bene, mi sa che cominciamo a lasciare queste zone? Che dici? Sì, Purtroppo si deve cominciare a rientrare. bella, Bello. Valtellina meravigliosa. Bormio torneremo a sciare. Sì.
decisamente. torniamo a sciare. Sì, dobbiamo provare i bagni nuovi. Certo, assolutamente, per quello dobbiamo tornare. E va bene, ci mettiamo in moto perché dobbiamo guidare un bel po'. Veramente siamo in camper. Dobbiamo guidare un po', forse, non sappiamo. Passeremo dalla Prica probabilmente, ma sarà già buio. Ed eccoci di rientro purtroppo. Ieri sera abbiamo dormito ad Aprica, in un pratone sotto Aprica, diciamo così, giusto per... Casa della gente, quasi. Esatto, casa di qualcuno praticamente. E ora niente, i video finiscono qui, credo. Non è che non facciamo niente di particolare, ma non credo. Chiudiamo così il video perché ora si rientra e basta. Si guida, La parte noiosa. si guida, ma che si fa? Si guida. E si guida tutta in autostrada, bellissimo. E niente, e per questo giro di vacanze è tutto, direi, no? Ci vediamo alle prossime, speriamo presto, ma sicuramente qualche weekend fuori ci sarà ancora. Continuate a seguirci su YouTube e su Instagram e su Facebook e poi- basta. Dobbiamo fare Twitch. Dobbiamo fare Twitch. Non facciamo Twitch e manco Twitch. Né Twitch e manco la T non ci piace. Va bene. Ciao!